Un tavolo nazionale per la crisi di Electrolux e di tutto il manifatturiero veneto, incentivi e agevolazioni fiscali per sostenere la domanda interna, una politica europea che riduca le discrepanze fiscali tra gli Stati membri e nuove norme regionali per favorire i distretti produttivi. Sono gli obiettivi per i quali l'Assemblea di Palazzo Ferrofini promette di lottare al termine del Consiglio straordinario sulla crisi dell'industria veneta. Dobbiamo chiedere al governo con forza, se ci devono essere incentivi devono essere per l'elettrodomestico italiano, non per l'elettrodomestico in generale, perché noi dobbiamo fare un poderoso piano di difesa industriale di queste produzioni. Mentre i rappresentanti dei lavoratori chiedono un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Noi vorremmo andare a Roma, purtroppo il ministro Zanonato come il ministro Letta non sono ancora disponibili ad accoglierci, probabilmente non hanno ancora in mano parte della soluzione o non sono in grado a oggi di dirci come muoverci. Prova a rassicurare i lavoratori il PD regionale, fedele al governo Letta, da cui si aspetta soluzioni in tempi brevi. Mi sembra che la lettera inviata dal ministro Zanonato indichi un percorso di accelerazione su questo fronte e anche la disponibilità del Ministero a essere parte attiva e propositiva sulla soluzione di questo caso. Intanto il comunista Pietrangelo Pettenò ha consegnato al Presidente dell'Assemblea, Clodovaldo Ruffato, 50.000 firme a sostegno della sua proposta di legge contro le delocalizzazioni. Una legge che potrebbe sicuramente tentare di dare un messaggio chiaro, univoco. Chi ha avuto finanziamenti in Veneto, chi in qualche maniera, in forma diretta o indiretta, ha goduto di investimenti, di favori appunto anche di risorse finanziarie, se ne può andare perché così sono le leggi, uno può decidere di andarsene, però deve restituire ciò che ha avuto e quei soldi che noi ricaveremo li investiremo per nuove imprese da creare nel nostro territorio.